Day apre subito la transizione primaria da parte di Venezia con De Nicolao che prende il rimorchio di Sanders, non prende la tripla. Scelta saggia e decisa perché col floater trova 2 punti eleganti, meravigliosa per Mitchell Watt, autore della sua seconda stoppata in questa sfida. Spagnolo a servire perfettamente il ricciolo di Kwonu che poi va dentro come un treno e trova. Intanto lo stesso Kwonu deve allacciare la scarpa sinistra. Cremona allora ruota in 4 in fase offensiva, perde la sfera Spagnolo perché ovviamente non ha l'appoggio di un compagno, nessuno glielo chiama. Stone vuole prendersi la tripla, la manda a bersaglio, Julian Stone. Spagnolo riceve, vuole attaccare proprio Philip. Cosa ha fatto Spagnolo qui? Non ci voglio credere. Che giocata stava facendo Matteo Spagnolo? Il problema è che i compagni probabilmente non lo capiscono nemmeno. Allora Venezia è già dall'altra parte, Tonut meraviglioso ad assorbire il contatto e a trovare un gran canestro per il nuovo +10 provvisorio su questa carambola offensiva. Tonut allora nuovi secondi per accelerare, arrivare fino in fondo a trovare l'end one. Inarrestabile Stefano Tonut, davvero un trattore che decolla sul +16, 50-34 con una gran giocata del duo statunitense. Qui Harris, Eurostep bellissimo, quasi cattedratico. Spagnolo concretizza il rimbalzo dal ristep a spingere la transizione. Miller non si fa fregare, spara la bomba per aprire questa seconda metà di gara. Non prende il blocco di Mitchell Watt e poi va profondo, spalle a canestro, attira su di sé una triplicazione, lo scarico perfetto con l'extra pass per Mitch Vitali, il quale parte, va fino in fondo, trova il canestro, trova anche il fallo della difesa cremonese. Harris vuole andare fino in fondo, raddoppiato ma non stoppato, non trova comunque il canestro. De Nicolao allora è già dall'altra parte, prende il rimorchio di Sanders, non prende la tripla, lo fa adesso con lo step back, la manda a bersaglio. Che giocata da parte di Sanders, che ha il pallone che arriva a Peppe Poeta, scontro fortuito anche con Sanders. Tinkle è nuovamente libero dall'arco, stavolta nell'angolo opposto, e questa la manda a bersaglio. Coach De Raffaele probabilmente ha visto abbastanza e vuole chiamare time out. Cremonese è di 9-0, Tinkle arriva a quota 10 punti e fa facile profeta in patria nel dire che sarebbe stato un giocatore fondamentale. Come però giocatore fondamentale è Victor Sanders, che qua va in penetrazione 1 contro 1, si porta a casa 77-56, più 21 per i padroni di casa che adesso vogliono condurre in porto la nave e festeggiare l'esordio in questo campionato con una vittoria. Eccola qua la grafica, appuntamento che ce lo ricorda, il 3 su 5 da oltre l'arco dei 6,75. Tonut per De Nicolao, ha una mano di tocco bellissimo per Martina Seklas. E comincia così con un successo il cammino dell'Humana Rare Venezia in questa LPA 2021-2022.